Sesta vittoria consecutiva tra campionato e Champions League per Novara, che nella 23esima giornata di Serie A1 ha avuto la meglio sulla Bartoccini Fortinfissi Perugia. Una gara che si è rivelata molto complicata per le ragazze di Lavarini, ma che nonostante le difficoltà è riuscita a imporsi in 3 set. Dopo un primo parziale ben condotto e chiuso 25-19, nel secondo set è stata importante la risposta di Perugia. Il gioco dell'Igor Volley non è più così fluido e fatica ad andare a terra grazie all'ottimo lavoro in difesa delle Umbre. Sotto 16-19 è un break al servizio di Hancock che permette a Novara di pareggiare e portarsi sul 22-19. Il finale è al photo finish, con le azzurre a esultare 27-25. Simile l'andamento nel terzo parziale, con Perugia a guidare grazie a ben 7 punti di vantaggio, ma è il doppio cambio Battistoni-Zanette a salvare Lavarini. Novara ricuce lo strappo e impatta sul 21-21, ma sul più bello Perugia smette di giocare ed è un'invasione di Colas a regalare alle piemontesi il 25-22 che chiude le contese. È tanto il rammarico per Mazzanti che in più di un'occasione ha fiutato la possibilità di conquistare almeno un set contro la corazzata azzurra. Esulta invece Novara, che ora sulla sua strada avrà due sfide decisamente complicate contro Conegliano e Busto Arsizio. Abbiamo fatto diversi errori in battuta di troppo e questo sicuramente ha portato loro, che sono una squadra che comunque non molla, a rientrare in partita. Loro a un certo punto hanno difeso l'impossibile, noi abbiamo un po' perso di lucidità, però appunto quando ci siamo un attimo tranquillizzate, ci siamo dette facciamo quello che dobbiamo fare e siamo riusciti a portare a casa il risultato.